Euroregione.news. Il mosaico Codroipo, con Fondazione Friuli un nuovo pulmino. Cerimonia di inaugurazione con gli ospiti, gli operatori e i volontari codroipesi Pierangelo Defend, il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti. Il presidente Morandini, giunto con largo anticipo per rinnovare la visita alla struttura del mosaico, ha esaminato tutte le stanze in cui gli ospiti lavorano, si divertono, si rilassano e anche dove mangiano. Oggi abbiamo finalmente inaugurato il nuovo automezzo del centro Il Mosaico per il trasporto delle persone con mobilità ridotta. È stato finanziato, donato grazie a un contributo della Fondazione Friuli e della Regione Friuli Venezia Giulia e l'aiuto anche di diverse persone private. All'occasione della consegna di questo mezzo, che va a integrare la già grandissima attività che fa il Mosaico, ci ha permesso di prendere contatto con una realtà strutturata, una realtà organizzata, una realtà che ha un ruolo sociale per questa comunità straordinario. Mi ha fatto molto piacere poter conoscere bene non solo la struttura ma anche le persone e poter esprimere un sentito ringraziamento per la loro attività quotidiana, ma soprattutto per il tanto tempo, la tanta passione, la tanta generosità che mettono a disposizione di queste persone meno fortunate tutti i volontari. Ringraziamo veramente di cuore la Fondazione e il Presidente, il Dottor Morandini, per questo grande gesto di solidarietà e di disponibilità e auspichiamo che ci possano essere anche in futuro nuove collaborazioni. Ringrazio il gruppo volontari codroipesi e il Mosaico Onlus per il cortese invito a questa bellissima inaugurazione del furgone che vedete alle mie spalle, ricevuto col contributo di moltissime persone, ma una su tutte permettetemi di citare la Fondazione Friuli, oggi presente a Codroipo col suo presidente dottor Morandini, per questo bellissimo regalo che hanno fatto non solo al gruppo volontari codroipesi e al Mosaico Onlus, ma a tutta la comunità di Codroipo del Medio Friuli. Noi sappiamo quanto abbiano bisogno queste strutture, queste istituzioni di avere il sostegno della mano pubblica, ma anche e soprattutto dei privati che mettono mani al portafoglio dopo essersele messe sulla coscienza e sul cuore, perché sono momenti difficili per tutti visto i costi che stiano lievitando per le famiglie, ma soprattutto per le persone più in difficoltà come quelle che vengono ospitate dal Mosaico e non solo. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.